affinché l'Università del Friuli torni ad essere o venga equamente considerata come l'Università di Trieste. Questa non è una manifestazione contro Trieste, questa è una manifestazione per i friulani. Poi ti chiacchierà per Furlan. No, sapevo perché che quando tabai di certi robi che mi stanno a cuore, mi ven più ai di tabai con la lingua dal coro. Perché se no non... Posso conoscere le storie della nostra università, i giovani in particolare non la conoscono. Un'università che è nata dopo il terremoto, dal 78, con la lotta dai furlans, dalla Int furlane, che ha domandato dal bas l'istituzione dell'università. E plan plan i politici, inizialmente, i duci a rincontrare a questa università. Plan plan si sono, diciamo così, mitus d'ogni e hanno capito che bisognava portare in denaro la volontà dal popolo, ben 125.000 firme, con gli autori di pos forze politiche dalla Iglesia furlane, non quindi di smentealu. È un diritto che a me acquisito, scontato, ma ho quindi capito che dalla istituzione dell'università pos pas in denaro sono stati fatti. Prima il sottofinanziamento era giustificato con i posti iscritti. Come gli iscritti dall'Università di Udine sono come che di Trieste, se no poco di manculi, insomma. Quindi non è più giustificabile che a sedi una discrepanza così evidente tra l'Università del Friuli e l'Università del Trieste. Al di là dal discorso finanziari di BES, è una questione identitaria, è una questione che riguarda il popolo furlan. Per il popolo furlan intint, come dicevi prima, anche i nostri frati sloveni, tedeschi, il territorio del Friuli. Noi in voi, come dicevi prima, di capire la che sono i nostri rappresentanti che hanno votato a Roma. Vi voglio capire ciò che fanno per portare in denaro la nostra cultura furlane, la nostra università. In tutti questi anni non è di voi questo problema del sottofinanziamento, è di tanti anni che sta in denaro e anche mo mi pare che si faccia più passi in daur che passi in denaro. Non va voi che queste, come dicevi prima, è più che altro per via comunque è la reazione, insomma, dal contesto furlan ad un'iniziativa di questo tipo, non va voi che, anzi, forse, anche sì, che avete sei proprio te, la INT, ha organizzato i nuovi corrieri per la IU a Roma. Io ho lasciato a voi innanzitutto di ringraziare che hanno aderito a questo appello di bande dalla nostra associazione, l'Associazione Culturale Colonos, i giovani del Fridays for Future, che a Taberancumo, l'associazione Alpi di Udine, l'associazione di allergie e pneumopatie infantili, la Club di Cultura e Prate del Friuli, il Comitato per Autonomia e Rilancio dell'Università, che darà voce con il professor Fontanelli, l'Assemblea delle Comunità Linguistiche Furlane, il gruppo per l'Università del Territorio del Friuli, i docenti universitari, ringrazio la professoressa Facchin, Schiavi Facchin, che mi ha insegnato tanto durante gli anni universitari che io ho passato a queste splendide università e che ha dimostrato il suo aiuto e il suo sostegno per portare in denant queste, che a me non tanto una lotta, ma a me proprio una battaglia serie. E gli amici, e voglio di ringraziare anche gli amici di Chiarnie che hanno potuto in sei presenti per motivi istituzionali, per cercare di sei presenti ad un tragico evento che l'ha colpito
i nostri i chiarnie e che hanno di subito dimostrato il loro sostegno e la loro condivisione a queste iniziative. Lascio la parola a Paolo Fontanelli che os darà un quadro un po' più preciso dalla parte tecnica dell'università. Scusate, io parlerei per italiano perché mi viene mio parlare per italiano. Vedo che ci sono almeno un paio di politici che riconoscono, l'onorevole Pittoni, il consigliere Moretuzzo, che ringrazio a nome degli organizzatori per la presenza. La presenza della politica è importante perché da una parte questa università è nata con un movimento di popolo, dall'altra parte però c'è servita la politica per far passare la legge, con tutti i limiti di quella legge, con tutti i limiti di finanziamento che sono stati citati. Si chiedeva a Teodorico, si diceva che non sa rispondere alla domanda perché la mobilitazione nasce dalla provincia. Ed è evidente, secondo me, invece, perché nasce dalla provincia. Perché è la provincia che sta soffrendo una crisi che Udine ancora non conosce o non riconosce. Il professor Mattioni un mese fa ha lanciato un grido d'allarme sulla situazione economica del Friuli, sul problema dell'emigrazione e dello spopolamento della montagna e anche della pianura friulana. Allora noi vogliamo lanciare questo appello a voi che siete qui e a chi domani verrà coinvolto nel dibattito su questa manifestazione. L'appello è che questa università, che è nata per rispondere alle esigenze, ai bisogni di un territorio nel 76, dopo il terremoto, dopo quelle distruzioni, deve oggi essere chiamata a rispondere alle esigenze di un territorio ampio, che è il Friuli, che ha situazioni diverse tra montagna, pianura e costa, confini, tra una regione molto forte come il Veneto da una parte economicamente e demograficamente, dall'altra parte ha due stati indipendenti come l'Austria e la Slovenia, quindi è un vaso di coccio in mezzo a paesi strutturati in modo molto più solido, al di là poi della conflittualità con Trieste, che è un altro problema ancora. Allora questa università è stata chiamata quella volta a rispondere ai problemi di un territorio, oggi deve essere chiamata a rendersi conto che il problema c'è ancora, è più grave, perché l'immigrazione è ricominciata. L'immigrazione da 10 anni a questa parte ha portato via circa 50.000 giovani dal Friuli, ed è una cifra enorme se ci pensate. 50.000 giovani sono mezza città di Udine, sono 50.000 famiglie. 50.000 famiglie che verranno a mancare nei prossimi anni. Allora è chiaro che non possiamo chiedere all'università di rispondere a tutti i problemi, ma è sicuramente uno degli elementi fondamentali per rispondere a questi problemi. C'è bisogno che l'Università di Udine costruisca dei progetti di ricerca e dei centri di ricerca, perché abbiamo bisogno di sviluppare un'economia della montagna sostenuta da una ricerca apposita. Abbiamo bisogno che l'agricoltura scopra e vada avanti come è stato fatto in questi anni, ma rilanciandosi in modo più preciso e più moderno. Abbiamo bisogno di approfondire con centri di ricerca. 20 anni fa si parlava di fare di Palmanova un polo per la ricerca nella biochimica, come è stato fatto poi a Trieste invece per l'oceanografia e per altre cose. Là è stato fatto, la biochimica qui non è partita. Ecco, questi sono degli spunti, delle idee per le quali però la politica deve mettere a disposizione denaro, soldi, perché servono. Noi non chiediamo di un riequilibrio con Trieste basato su togli là per mettere qua. Noi chiediamo di poter copiare quello che è stato fatto per la città di Trieste
che i triestini hanno saputo fare e di copiarlo e svilupparlo in questa area friulana che ha bisogno. Altrimenti questa area continuerà a deperire sempre di più e la situazione, se passate per i paesi del Friuli la sera e vedete le strade illuminate sì, ma le case sono chiuse, senza luce all'interno perché sono vuote, no? E vi rendete conto della tragedia che sta coinvolgendo il Friuli. Abbiamo bisogno di rilanciare l'economia, ma soprattutto abbiamo bisogno di rilanciare questa università. Ecco, io mi auguro che questa manifestazione serva, anche perché è necessario che ci sia un passaggio di testimone. Dicevo prima che molti di noi ci conosciamo perché abbiamo cominciato a conoscerci a scuola, era il 67 con la prima manifestazione, io ero ai primi anni di liceo e così gli altri. Oggi però servono forze nuove, giovani, che prendono in mano il testimone e si rendono conto di quello che serve per il Friuli. Scusate. Grazie Paolo. Ecco, lascerei la parola adesso anche a Warren di Fridays for Future che vorrebbe fare un intervento. Allora, prima di prendere la parola, visto che siamo come rappresentanti di Fridays for Future, siamo in due, nei confrontarci con Katia, insomma, per trovare le cose migliori da dire per quest'oggi, secondo noi dare la parola a una rappresentante di Fridays for Future neolaureata sembrava un'ottima soluzione, quindi io cedo il microfono a Carmen Avoledo, se lei non dirà tutto, non mi toglierà le parole di bocca, magari qualcosa la dico pure io dopo. Grazie. Allora, mi sentite? Spero di sì. Io mi sono laureata da poco in lingue e letterature europee ed extraeuropee qui all'università ed è stata un'esperienza fantastica, così bella che vorrei che tutti quanti in futuro possano avere l'opportunità di farlo. Però se tolgono i fondi non si può. Certamente lingue e letterature straniere può sembrare che non serva. A cosa serve la cultura? A cosa serve la letteratura per giunta straniera in un territorio come il nostro, no? Oh, qua siamo in mezzo a tantissimi altri stati, possiamo essere il centro dell'Europa se vogliamo. Abbiamo bisogno delle lingue e delle letterature straniere, certo, e anche della nostra lingua, del friulano. Quindi è veramente importante, e ringrazio ancora Katia per aver parlato il friulano che è la nostra lingua. Ah sì? Fantastico. Bene. Detto questo, io volevo anche dire che il futuro ha bisogno di tutti noi, degli studenti universitari, ma non solo, anche di chi già da tantissimi anni studia qui all'università e non solo come ricercatore, come docente, come professore. In generale c'è bisogno di tutti, specialmente delle persone studiate. In questo momento storico c'è bisogno di loro in particolare, degli esperti che da tanto tempo stanno studiando il cambiamento climatico e non solo a livello mondiale con l'IPCC, ma anche a livello regionale. Se andate sul sito dell'ANSA scoprirete che alla fine gli studiosi che redigono quelle pagine scritte ogni tanto in maniera un po' strana e bizzarra è gente nostra, sono di qua. Ed è importante dar loro valore, dar loro voce, sentire, perché sono persone importanti che stanno facendo un lavoro per tutti e noi vogliamo che in questa terra ci sia ancora la possibilità di vivere, di lavorare e di studiare. Quindi è necessario che la politica provveda a continuare a dare dei fondi a questa fantastica università. Grazie a tutti e do la parola a Warren. Allora, appunto, come Fridays for Future, per chi non ci conoscesse, siamo un gruppo di ambientalisti, chiaramente, e ovviamente portiamo avanti questa nostra battaglia per cercare di combattere gli effetti dei cambiamenti climatici, insomma. Non ruberemo tempo a questo, diciamo piuttosto, parlerò sia a nome di Fridays for Future, però sia anche a mio titolo personale, no? Allora, è giusto, è sacrosanto che in un'università ci siano anche dei percorsi, ovviamente non a scapito di altri atenei, che permettano ai ragazzi di poter studiare, poter apprendere e farlo in una città
non a scapito di un'altra. Quello che è importante soprattutto è rendersi anche conto che la situazione di un ateneo è diciamo solo una parte di un problema più grande che noi stiamo vivendo in questo periodo in regione. E ripeto, non voglio fare assolutamente nessun campanilismo tra Udine e Trieste, che diciamo come città in sé non hanno alcuna colpa, ma piuttosto purtroppo di una politica poco lungimirante che viene dalla regione, che favorisce un ateneo, in questo caso piuttosto che un altro, alla fine non portando a nulla. Questa decisione non giova né a una città né a un'altra, sostanzialmente, secondo il mio punto di vista. Quindi sarebbe un attimino da rivedere tutto quanto, diciamo, tutte le decisioni che sono state prese. Io, e qua parlo diciamo a mio nome e a mio titolo personale, ci sono associazioni qua a Udine che propongono grandi cose, e l'Università di Udine è sicuramente un gran ateneo, ma abbiamo anche tante altre realtà locali che patiscono, diciamo, a livello culturale queste decisioni che vengono dalla regione. Quindi secondo me certe grosse battaglie, certe grandi battaglie andrebbero combattute tutti quanti insieme, e secondo me questo primo passo, che è un inizio, deve continuare forte con la spinta di tutti. Quindi io vedo qua tante bandiere, ma spero che un giorno potranno essere ancora di più, ancora di altri colori, e tutti quanti insieme per riuscire a sostenere una causa grande e sacrosanta come può essere l'università, ma come può essere la cultura a 360 gradi, perché oggi c'è bisogno di cultura per combattere tutte le battaglie che ci vengono poste, e sono tante e sono difficili. Io vi ringrazio tutti e restituisco la parola a Katia. Grazie Warren. A proposito appunto della sinergia che ritengo sia fondamentale tra l'Ateneo, tra l'università ed il territorio a tutti i livelli, perché il territorio friulano è un territorio che è diventato piuttosto ghiotto sotto diversi aspetti, dallo sfruttamento dei beni comuni come l'acqua, piuttosto che l'installazione delle centraline, piuttosto che altri elementi che sono di fondamentale importanza per il nostro territorio, come appunto lo studio dei cambiamenti climatici e dell'inquinamento nella nostra regione, che ahimè è piuttosto elevato, per cui sarebbe a maggior ragione importante questa diciamo così, sinergia, che anche a livello universitario si prendesse carico di questi problemi e non venissero delegati ad associazioni piuttosto che ad enti non strettamente universitari, che abbia appunto una valenza puramente scientifica. Io nell'ottica di poter collaborare il più possibile con le diverse associazioni, con chi è qui presente, vi invito caldamente a dare il vostro nome, un numero telefonico, in modo tale che questa rete di conoscenze si possa allargare e si possa aprire un dibattito costruttivo, aperto, con tutte le forze presenti sul territorio. Vi ringrazio e alla prossima.